Mangia Ducce, buon dopo di misdì de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento chi dal stadio comunale di via Ermacora a Pradaman, che per il campionato di prime categorie Giron B di Ballon si giù le quinte giornate, l'anticipo tra le Serenissime di Pradaman, i locali Giuadors, Culismais, Giallis e Rossis contro l'Union di Martignà. L'Union di Martignà per consolidare magari il primo posto in classifica dopo le ultime partite sbrissate in chiase. Purtroppo per l'Union Martignà i blu e ros contro i grigionieri savorniano per 2-1 e di altre bande le Serenissima di Pradaman per cercare di avassi fuori da zone che per comune viot in plene zone play out si giù in tune giornate durante il Sorelli le fas di Paron e particolarmente chialde insieme con me al microfono Francesco Tonizzo di FVG Sport Channel e che lo saluti. Mandi Francesco, benvenuto. Mandi Enrico e mandi Ducci i ascoltadores, aspetta che tiri su il mio microfono qui che soi. Mandi Enrico, mandi Ducci i ascoltadores, un grazie a te per Onde Furlane per l'opportunità di contare che il ballone dai dilettanti di prime categorie, che è un monte, magari anche io per la partita, appena che nos danno il zoo che nos dà la possibilità di farlo, o contare anche un po' l'ambiente, un po' che c'è che vuol dire in prime categorie. Intanto stanno quasi per partì, io dissi intanto le formazioni da Serenissima di Pradaman e dopo i lasci a Tonizio che dall'Unione Martignà così facciamo par condicio. Le Serenissime giocano con Tami in Puarte, Gardelli, Diminuto, Marti, Kovacevsak, Felsel Moro, un dei due fradis, Ariabis intanto l'arbitro l'ha sibilato all'inizio delle partite, Ariabis col numero 7, Gerli col vot, Miano Calenevò di Paolo Miano col Nuf, Eli Luna Pessi l'ex giocatore da Luding anche col numero 10 e Osalodor in attacco col numero 11. E l'Unione Martignà che invece è in con la Mae tutte scure, il numero 1 alle Portier Gritti, il numero 2 alle Marchese, il numero 3 alle Picco, il numero 4 alle Ziraldo, il numero 5 alle Nobile, il numero 6 alle Cancelli, il numero 7 Padovano, il numero 8 Cristian Zucchiati, che alle Dome un non compagno dal centrocampista alla Manzanese, numero 9 Faroni, numero 10 Fabio, mentre Ovinza subito una possibilità di line goal alle Luena Pessi che la sbaglia e il numero 10 alle pari di Fabio, il numero 11 dall'Unione Mantignac alle K. Benissimo, intanto hai cominciato le partite, rispetto alle tribune durante non sting fevelant le Serenissime di Pradaman e fronte alle Chiamp di Ciampe a Drete di che altre bande l'Union di Martignà color blu e rosa al fronte del Chiamp di Drete a Ciampe e sono arrivati anche un po' di collega anche sul Chiamp. L'Union di Martignà sta subendo intanto le iniziative in particolare di Buride da Serenissima di Pradaman che sembra migliore entrata in partita Francesco in particolare anche con Eli Luna Pessi, ma o devi anche sottolineare che hanno giocato una biele partite fin come Osalodor in particolare. Tu mi stupisci un po' perché arrivare dopo neanche 2 minuti a contare biele partite vuol dire che per quanto riguarda le Serenissime di Pradaman. Tanto ho salutato Roberto Zanetti che ha una particolarità, ti arriva sempre quando la partita è già scominciata, che se di balle talzei, che se di ballon, che se di cercare lui arriva sempre dopo 1 o 2 minuti. Sicuro, salutiamo anche Roberto Zanetti, intanto le partite subisse un po' di stracca, sta attaccante le Serenissime di Pradaman sul lato di Drete che però il ballone al Vafur e sarà rimessa laterale per quanto riguarda l'Union di Martignà. Salutiamo anche Roberto Zanetti che venga robando anche le statistiche. Mandi! Ecco, e andiamo in denanta a Fevelao. Ricordi che partite che è state fatte in collaborazione con l'Arlef, col progetto Radioattive, che di poco si interessa anche di Newfell Jingle che va in di lung per quanto riguarda appunto Radioattive e il progetto di Radio Onde Furlane in collaborazione con l'Arlef, le agenzie regionali per l'Enghe e Furlane. Le partite sicuramente a centricamp, come a lei in attacco pari di Fabio con il numero di Martignà, ma non le nuie di fa perché il portiere da Serenissima di Pradaman Tami al chiappe le bale e si preste a buttare di Gnuf in giuc balizzando un po' e dopo sulle sue aree le butte lunghe anzi no al va colpit al cir di buttale ecco rinviate lunghe caro Francesco. All'inizio vedi anche qualche note tattiche di modo che anche che nos vedi per internet che nos vedi per televisione rivedi a capì manco il svolgimento al zoo che l'Unione di Martignà che ha una difesa a 3 sono i 3 centrali e i 2 terzini sono laterali di fasce come che si chiama in comune tal ballon
moderno, sono una vuole in sulla linea dalla mediane. La disin che la Serenissima di Pradamano Zuie quasi a spieli di modo che i tre difensori centrali sono impegnati contro i due attaccanti dall'Unione Martignac che ha le note tattiche. Attaccati dall'Unione Martignac per come al Samè che sedi a Ponte pari de Fabio col numero 10 e al giù anche il numero vot come che non sa fregato anche le formazioni il grande Roberto Zanetti. Tu avevi ragione Enrico, la Serenissima di Pradamano che ricordin che in classifiche Serenissima di Pradamano è 12esima e è parsole dall'Unione di Martignac. No, l'Unione di Martignac è quarta in classifiche, sta per arrivare quasi a chiappare il primo posto con 10 gol segnati, 6 gol fatti e addirittura una media inglese di Manculung e hanno perduto le ultime partite, ti disarai Francesco in chiesa. Purtroppo una brutta partita giocata quindi i Grigionieri Savorniano spietante dai big match di domani tra la Varian Mortean e Fulgor che è le top partite di giornata ma anche le Risanese che va proprio a gioco i Grigionieri Savorniano e intanto l'Union Martignac sta giocando le sue partite per Ciri di Viodi si arriva in prima in classifica. Ho di salutare anche, non sai se hanno ascoltato per la radio in diretta o no, o anche in televisione, il presidente dei Grigionieri Genio e tutti gli amici di Saorgnan che sai che sono arrivati chi sta in categoria chi col mister Marchina hanno vinto la seconda categoria dall'anno passato e chi sta si sono presentati in prima categoria e sono anche una squadra che non ha mai perduto, hanno palesate vinto Grigionieri, una formazione che Ovarin di tigni sotto controllo perché assomè che vede in ambizioni di fare ben Kistan e Italiani Scavegni. Nel frattempo Covin praticamente dite un po' tutti quelli che sono i temi delle giornate. Sono passati poco più di 5 minuti dall'inizio della partita. Di fatto come le balle di nuovo al portiere Tami, il portiere da Serenissima di Pradamanca, al Cirarà di batti le balle che gliela de fur dal camp. Tutti i giocatori si sono mesi al camp e una roba strana proprio dal cerchio di centrocampo. Fasi in fiesta lì, sì, no? Si vedono proprio gli smais blu e rossi dall'Unione di Martignac contro gli smais giallis cui numeri Ross, de bande del Serenissima di Pradamanca come va in attacco ci rivendi buttare l'ugna per e lì Luna Pessi che però non è arrivata a chiappare il ballone in qualche maniera perché è stato massa veloce e tutti si ricordi di Amanculio o a Iletta per ricordarmi di lì Luna Pessi quando al Zuiave o al Cirive insomma di fare la squadra con Zaccheroni ai teams dalla prima Udinese di Kumbirov con amoroso in tacche squadre lì all'ere un giovane che assomigliava che arrivando dall'Ajax all'ere è stato nominato il Gnof Sedorf il Gnof Cecalere hanno la risponduto come che si pensava però io dico una roba è stato intelligente, umile e anche di prese a per il fatto che è arrivato a costruisci una carriera e costruisci una realtà anche tra i dilettanti dal ballone dal Friuli hanno le di dubbio anche se come oggi in prima categoria però il capitani della Serenissima di Pradaman col numero 10 e prima dall'inizio del partito vedevi che era proprio l'allenatore in campo che faceva schialdare i suoi compagni e era quasi il chiaffile era il chiaffile che tirava tutto il gruppo per fare gli esercizi intanto in attacco con Osalodor il Pradaman che però non arriva a combinare il portiere dal Martignac al butta le balle fur in fallo laterale il portiere Martignac ricordi alle Michele Gritti. Intanto disegno anche a chi che non ascolta in Usiodin che Osalodor hanno lì un furlanat di Nimis ma un gioiador che ha un cognome disegno furlan no, ma hanno le furlan alle neri al venda l'Africa e un bel gioiador anche lui di tenere sotto controllo quando si arrivasse quasi al 10 minuto come vediamo più o manco non sai se tu tenissi il conto del minutaggio l'8 minuto al primo tempo calcio d'angolo corner anzi come si dice de bande di drette a fine a ciampe dal Pradamanca al venga girato di Luna Pessi col colpo di testa dal giocatore che è stato servito di Luna Pessi però purtroppo non è arrivato a fa gol che
le Serenissima di Pradaman come sta giocando un po' migliore, al di là dal fatto che probabilmente il Martignà sta cercando di capire un po' le squadre che ha di fronte. Le balle come di Newf in difesa sulle tre quarts per quanto riguarda le Serenissima di Pradaman, che ci di là sulle drette dal campo il difensore come il sta giocando quindi da Davide Paride Fabio, che però butta le balle in davanti perché dall'Unione di Martignà non è facile seguirlo in radio perché si ha di contare, però ricordi che non anche internet e quindi le che non svio darà e poi darà avvio delle partite anche mentre che non le continui. Enrico, avevi in zaffe velat le possibilità di far di il ballon in Friuli, Yamis, Furlan, paltramit di onde furlane e anche paltramit dal streaming di internet, e una bella possibilità, una bella opportunità, io penso che sia anche preseade di che è anche a cur il ballone dei dilettanti in Friuli, perché è un monte che se tu lo gioldi, se tu lo chiappi, se tu lo cognosci, ti chiappi proprio te drenti, e là ti danno la possibilità di vivi emozioni, di vivi anche ogni domenica situazioni interessanti e situazioni che vale la pena fare anche io per la settimana. Certamente, intanto l'Unione Martignana ha buttato una biele balle dal Miec sulle tre quarts di Paride Fabio a Ciri e il numero 7 Riccardo Faraoni, che però non aveva avuto fortune e donde insomma si cercava di fare gol, ma le difese dal Pradaman e ha buttato le balle dal campo. Intanto come ho rimesso in attacco per l'Unione di Martignà, sempre in corner con il tir di Paride Fabio, che però non arriva a chiappare le spiali da parte per quanto riguarda l'Unione Martignà, e dunque il Pradaman le arriva a svangiare. Alla state fondamentale il central difensivo della Serenissima, perché l'ha chiavato il ballone dai Piz dall'attaccante dall'Unione Martignà, che era Bessol davanti. Vediamo il tir invece dal numero voto dall'Unione di Martignà Zucchiatti, che ha in qualche maniera Cirut di partà fur il portier Tami, che invece non si è fatto chiappare alla tratta Zucchiatti all'estate a il tir di lontane, chiamò il Pradaman con Luena Pessi. Luena Pessi è un po' perduta sia al centro di campo che in attacco, al Cuviarci, tutte le parti del campo. Devi dire che è veramente il leader di queste squadre. E a che livello chi non tu chiavi il ballone dai pis, anche se tu lo copis, come si dice. Difatti l'allenatore dal Martignà che al CIR di sbuttare i SOS a essere un po' più impressione sul giocatore olandese. E come all'altezza le panchine dalla Pradaman, proprio il giocatore del Pradaman sta per battere le sue rimesse laterali, di fatto ha buttato però via il ballone con Luena Pessi che la Cirutti di verticalizzare sul deonante per i suoi attaccanti, ma non è di fatto, le balle tornano fuori, quindi come le rimesse per i blu e ross di Martignà, che cireranno di buttare le balle a ponte in denanta, ma con la miece dal camp vediamo noi di fatto perché torna le balle sui pis di Gerli dal Pradaman, che le dà subito a Ariabis in denant al CIR di Schiribiccia un po' di giocatori, ma si parte le balle fur di Bessol e dunque di Gnuvri messe per l'Unione di Martignà, anche tanti rosso di Jaris. Tanti rosso, io penso che le squadre se non si di Musadis a Zuiac con qualche altra chi, perché allora in 2 settimane che se tu pensi alle fredde, al ploe anche ieri. Via le balle di Padovano intanto per l'Unione di Martignà da Paride Fabio, che però a sbrisse e il portiere Tami arriva a chiappare di fin davanti il Pradaman, ma noi di fatto perché il Martignà torna a di perdere le balle in denante con le balle lunghe per Paride Fabio, Cale di Bessol quintri le difese con il numero 5 Kovacevic che butta fuori le balle e il suo compagno di minuto non arriva a tenere le balle in chiave. E chi Tami e Kovacevic però non si sono capiti, perché uno pensava che il portiere venisse fuori, il portiere pensava che il difensore la buttare via e quasi Fabio aveva la possibilità di trarre alla svelte un tirli. O dicevi, all'era freddo fino a ieri, anche fin stamattina, ieri pioveva e sembrava che addirittura la partita non si potesse sdoiare, perché se continuava a piovere come faceva ieri, allora è difficile anche pensare di sdoiare su quel campo qui. Mio così
alle sorelle, ma le anche chialpa, cioè che ovvio la in che si è già chiavate giacchetti, maiutis di dut per gli oldi un po' di picche giornali qui. E dopo i time burlats che sono stati orsere di lung tutte le notti anche in Friuli, in gran parte del Friuli, voi è proprio una bellissima giornata qui dal camp di Pradaman, dal camp comunale di Via Ermacora, dove si sta giocando le partite serenissime di Pradaman, quindi l'Union di Martignappa l'anticipo delle seste giornate del campionato di ballon di prima categoria Giron B, per quanto riguarda il Friuli Vignese Giulia. In attacco come l'Union Martignacca al di buttare le balle denante per Faraoni, ma Faraoni non le chiappa le balle, invece le torna a recuperare dopo che Fabio ha dato il colpo di tac per il numero 4 Giraldo che tira le balle ma Tami alle pare sul prim pal. Una bella azione dall'Unione di Martignacca che va a chiappare anche un calcio, anzi un corner, probabilmente sì, corner. Sì, gliela tirata in tola al portiere, se alla indrezzave di Catrebande sulla sinistra di Tami forse arrivava a combinare al di migliore, buone opportunità, e dopo che in tali inizi la Serenissima aveva scominciato migliore, come pensi che sia di l'Union Martignà che attacca a Iesi più solide e più con la voce di là a fa gol. Sul ballone il numero 11 scappa, calsta Cirint di Ciampe a drette di tirare le balle dal corner, Bidin il tiro dal Chianton Alvain, subito al mezzalare però il giocatore dal Pradaman al chiappa le balle di Chiaff, invece si torna a mettere le balle dal Miec, ma lui è di fatto, ma lui non Martignano non mole, come le balle a Luna Pessi dal Pradaman al circo di Favigni Fur le sue squadre con Osalodor che al va in di lung costo quasi di Besol, lui è di perché Cancelli, lo ferme c'è tanto ben, però di nuovo le balle al Pradaman, un po' di confusione come si pensava di dare alla Luna Pessi che però le piarte ma le torna a chiappare per via che il numero 7 Riabis e alle appoggiate via in denant per tanto riguarda il Pradaman che però non arriva a sedi veramente pericolose in attacco, quasi sterilo di Zares. O sin quasi al quarto ore dal print imp, una partita che fin come non so dato qualche emozione, ma nulla di che si può ricordare Enrico, mi piace anche notare il fatto che attacca ieri una buona affluenza qui al stadio di Pradaman. Si vede che la Serenissima, che è una società storica dal territorio, a chi ha anche interesse di tante bien così. Intanto grande balle dalla metacampo fin in denante per Parete Fabio calcier di Girassi di Bessol, ma fortunatamente per Pradaman di minuto il numero 3 arriva a fermarlo. Parete Fabio calcia a me come Luna Pessi, il miglior giocatore in questo momento o il più pericoloso per quanto riguarda l'Unione di Martignà. Parete Fabio che tra l'altro è anche di Gonars e lo conosce particolarmente bene, insomma l'ha giocato anche tal Parma dagli anni 90-2000. Insomma, Gonars attacchi a Iesi Intanto il colpo di testa, anzi il colpo di chiaff de bande dal numero 9 Faraoni che dall'Unione di Martignà che non è lata Bonfin Osalodor come pal Pradaman al Cir di là di Bessol, quinto il suo avversario Manuia di fatto sino all'altezza da metà camp, invece come le Unione di Martignà torna a buttare il ballon teare dal Pradaman, ma il Pradaman al Venfur col numero 8 Gerli che al Cir di Vio da qui dalle balle e alle dannacchie fa queste all'una Pessi che al Cir in qualche maniera di Vignifur, ma non le nuie di fa perché due giocatori dal Martignà, il Nuf e il 7, in particolare Faraoni e Padovano, lo ferming, ma le balle va fur e le rimesse, il tir di Man fur chiampa, le di Nuf dal Martignà. Balle al numero 8 che le Zucchiatti però non ten ben le balle, ma in qualche maniera arriva sempre ai pis dal numero 7 Padovano calvata al Miez, il cross dal numero 9, le balle al portier Tami dal Pradaman. O dicevi di Gonars che è un paese come che attacca avere tradizione, anche c'è tanto importante. Io penso che il presidente Tavares a sedi contenti di tutti i giovani, Fabio hanno le pitanzovi a dire la verità, però tutti che sono partiti di Gonars a Podin. Tra gli anni di Fabio, poco prima di Fabio era stata Raboni che aveva fatto successo dalla Reggiana, gli anni che la Reggiana era su in A, dopo era là da UMB e dopo ha avuto varie situazioni. Dopo Raboni era stata anche a giocare all'Albino Lef, ha giocato al Sud Tirol, insomma l'ha fatto un po' di carriera. Dopo quindi ricordarsi Fabio, non si dismenteassi anche che gli anni prima era stato anche Johan a fa
un grant all'Atalanta a Ciri una biele carriera. Intanto le ammunizioni Cartesale al numero vot, se non sbaglio, Zucchiatti. No, penso che sia di stati. Sì, il numero voto Zucchiatti, sì, perché la trappa la Maiute il numero 3 dall'Unione Martignà Picco. Prima munizione de partite per tanto riguarda il Pradaman, che tra l'altro stavo lì le statistiche, che Roberto Zanetti non sa. No, ma io dai stampato addosso, non sto preoccupati. Il Pradaman tra l'altro non ha avuto né una munizione né un'espulsione fin come robe strane invece per Martignà. Tutti contro. Che ha avuto 4 munizioni e un'espulsione per quanto riguarda gli primi 5 partiti finché giuadis. Balle tal miec de 3 quarts fin tal miec de aree de bande dal numero voto Zucchiatti che però non chiappa il ballone. Prima ho vendito il numero voto, ho sbagliato, Gerli che l'ha chiappato della munizione, il numero voto dal Pradaman, mentre il numero voto dal Martignà come Zucchiatti ha buttato le balle tal miec per i suoi compagni, ma le balle arrivate a Tami. Come che dicevi, perché che a capisci di ballon dai dilettanti mio di me Cristian Zucchiatti calzuie con l'Union Martignà alle dome unca il stesso nome dal Cristian Zucchiatti calzuie con la Manzanese che è protagonista sulla squadra di Cossettini. E di Nuf Zucchiatti per l'Union Martignà con le balle in man, anzi Taipi scusate, e neanche falò questo le balle arriva che l'altro numero voto dal Pradaman Gerli che gliele dà al numero 9 Miano e il nevote di Paolo Miano che però non sta giocando nelle partite granché importanti, sia lui che Osalodor in attacco. Di Nuf l'Union Martignà calcire di partare le partite a Sopro ma non le nuie di fa perché il Pradaman si sta definendo a vonde bene, intanto Zucchiatti da mezzo al campo per far girare le squadre, gliele dà sulle drette a Paride Fabio per K che però al Cir di Lavio di salchiappe le balle ma non arriva, le balle va fur a drette dal portier Tami e dunque rimesse sarà dal Font per un momento di ferme de partite quando si arriva a inizio più manco dimmi tu il minuto più manco la singa al minuto number 20 numero 20. Ecco, io direi intanto che si ferma le partite torniamo a mettere il jingle radioattive per ricordare il progetto Costin Fasinti insieme all'Arlef. Programma dal progetto Radioattive, fatta col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. E dunque sin di Nuf dal camp sportivo in diretta dal camp sportivo di Pradaman, il camp comunale di Via Ermacora per le partite di anticipo da sesta giornata del campionato di prime categorie di ballon tra le Serenissime di Pradaman, le squadre del Puest contro l'Union di Martignà. L'Union di Martignà che fin come ha fatto Viodi che proprio in classifica è un po' migliore perché è quasi d'ogni ed esprimi, anzi è quarto in classifica, mentre le Serenissime di Pradaman a cifre ciaffa partasse fur tanta le ver che di Ciri come essere in plene zone play out e dunque per Ciri di Nola in seconda categoria. Per Cumoi è stata una partita vonda equilibrata, sicuramente in una giornata abbastanza calde per il periodo si pensava un po' di più freschiute, invece le giornate plene di Soreli e Soredut un inindi Aiar Chialdut. Ossin chi sotto le tribune dal camp comunale con Francesco Tonizzo di FVG Sport Channel. Mandi Francesco. Mandi Enrico e anche mandi a tutti che stanno da ora Viodinus e ascoltanus in diretta su Onde Furlane e grazie anche per l'opportunità di contare il ballon in Furlan e per Furlan. Quindi dici che per come le partite sul 0-0 intanto l'una pessi all'altezza dal limite aree grande di rigore al tire ha tirato una balle alle drette dal portier Gritti dall'Union Martignà però gliela de fur di 10 metri in basso a destra dal portier Gritti. Noi di fatto però sono le azioni più pericolose che fin come le Serenissime di Pradaman ha fatto quando si arriva passa a 20 minuti de partite. Di conseguenza è stata una partita molto equilibrata Francesco anche perché l'Union Martignà anche loro hanno fatto alc ma no mai pericolosissimi. No, dici che forse l'Union Martignà che si fa via di più spese dei bandis di Tami, il portiere della Serenissima, ma
Intanto vengo un piccolo disturbo, io intanto ringrazio Giacosin, Andrea Tomasin che chi con in diretta che non si fa di regie e dopo ricordi anche le regie che vengono a Udin in via Volturno che seguisse praticamente le mettute in onde di queste trasmissioni. Come l'Unione di Martignale in attacco, ma noi di fatto perché le difese dal Pradaman e torna a buttare le balle dal centrocampo, ma l'Unione di Martignale va sulle drette e al CIR con K di Partalen di Anant, K però si poi da per Cancelli per Zucchiatti da mezzo al campo, butta le balle dal Miece per Ciri Pari De Fabio però non le chiappe e rinvia le difese e di nuovo però le balle a Pari De Fabio che al Ciri fa un'effente e le mette dal Miece all'altezza da aree per tanto riguarda il suo compagno, anche mo Zucchiatti di furare che al tiro di quasi 40 metri, ma le balle va fur quasi di un metro e miece fur da crosare dai pai a ciampe dal portier Tami, dal Pradaman. Che io vinco di sapere che è difficile fare gol di lì perché con tutta la difesa schierata è difficile per Zucchiatti che ha il team più per Intanto domandi una comunicazione di servizi prima che il portiere dal Pradaman Tami sta per rinviare il ballone di nuovo dal mezzo al campo, aveva un rumore di fondo, probabilmente ho risolto, si sentiva come una musicutta, probabilmente sono entrati a danus disturb o perché avevano voglia di farsi cognosi, come che si dice. Allora, intanto le balle il numero 2 in Marchese, in difesa per l'Unione di Martignac, il difensore di Drette, il Terzin, che le butte di 4 bande, anzi dal Miece de Are dal Pradaman, che è a Ponte, chiappato da difesa dal Pradaman e con un giuc diminuto il Terzin dal Pradaman al fa sbatti le balle sul compagno dall'Unione Martignale, le balle va fuori, quindi le rimesse come aie de bande dal Pradaman che però le piarte subite e quindi di nuovo le balle all'Unione di Martignac al gire il ballone di Drette a ciampe a centrocampo, il numero 3 ha fatto un effente picco Quintri Gerli e Gerli non è convinta al tabacco l'arbitro la decisione è fatto fallo però e solitamente con Gerli non è fallo per me Conte lì forse si è buttato anche picco perché però come al butta le balle dal Miece di nuovo le balle chiappate dal portiere Tami che voi è stato un po' impegnato rispetto al suo collega Gritti che però cadi poco fa stava quasi per chiappa gol su un tir dei 30 metri di furare anzi di Luna Pessica alle fur di mezzo metro alle sue destre. Enrico, dica anche seguì che azione a chi di Faroni che al Zui la balle sulla ciampa con Zucchiatti che arriva a dare un man rimesse sempre pall'Unione Martignà chiamò Zucchiatti che però non arriva a intervenire. Dica anche qualche informazione su che altri partiti dai dilettanze di tanti che sono in dirette ovvio che domani a 3 dopo di mesi si Zui la partita attenzione che alle picco pare De Fabio che al CIR di buttare le balle ma noi di fatto le difese dall'Unione dalla Serenissima di Pradaman e le balle con Osalodor che al difende il ballone al Valle di Bessol al mezzo del campo al scarte dos personis e le mette al Miec ma noi di fa per Miano che purtroppo ha l'esaminato un po' lento il centravanti dalla Serenissima di Pradaman e il Nevò tra l'altro di Paolo Miano che alla giocata l'Udin che come l'età staff da l'Udin. Luna Pessi aspetta le balle ma probabilmente le aspetta da masse perché il difensore dall'Unione di Martignal per le balle le dà in denant per Faraoni al schiribice doi gioadorsi e le mette al mies per Pari De Fabio di Bessol di fronte al porter e il porter c'è parade che l'ha fatto Tami, due interventi, un su Pari De Fabio e il secondo qua anche il Faraoni alla Cirut di Tocchiale di Ponte di colpit e con un point di fatto già partiare il portiere Tami li ha buttati in corner come il ballone dall'Unione di Martignà e quindi il corner di Ciampe a drette però è l'azione più importante del partito. Io l'avevo già veduto Drenti la balle è stato un miracolo di Tami, io non sai mai in che situazione salì, se è più il merito del portiere o l'attaccante che si è mangiato un gol già fatto. E come l'arbitro al civile probabilmente le è stato fatto fall sul portiere o al civile al rigore?
alla Sevillat rigore sì, e ammonizione per il giocatore numero 8 Gerli, che probabilmente al di o fatto fallo chiappato delle balle con le mani. Non vi veduto perché ora in girasco stavano chiamando le statistiche sul momento da giornata di campionato. Fatto sta che si arrivato al minuto alla tocchiata con la mano perché lo ha anche ammonito, venga stai che si arrivato al minuto numero 27 al 27esimo del primo tempo, rigore per l'Union di Martignà, a sta per battere il numero 10 pari De Fabio, quindi il portiere dal Serenissima Tami. Vediamo come Fabio al circo di mettersi a posto il ballone all'altezza dal discut dal tir di rigore. Fabio al va colpito di drette, l'arbitro al civile e al segne pari De Fabio a Ciampe dal portiere Tami, che era arrivata individuale traiettorie ma non è arrivata perché il ballone alla remasse angolato, un bel rigore tirato di pari De Fabio che parte in vantaggio al 27esimo dal primo tempo l'Union di Martignà. Dunque 26 minuti dal primo tempo, Union di Martignà 1, Serenissima di Pradaman 0. Bien rigore, tirato bene, con le giuste tecniche, portiere alla provata, arriva fino in son, ma Fabio allora ha tirato forse perché che si è veduto dal primo tempo finché l'Union di Martignà non sta robando assolutamente in nuie. Poi ti dico che mi aspettavi altri P dalla Serenissima, il primo tempo, anche perché attacchi a ieri la sesta giornata di campionato e loro sono anche in difficoltà con i Pons, o pensavi che partire chi potessi zuiare migliore con c'è tante aggressività in più. Qualcuno a Silvio Dome e Martignanca. Probabilmente i valori anche come vengono picco intanto per l'Unione di Martignanca al giro le balle per i suoi compagni Giraldo tal miec per pari De Fabio che fa girare il ballone a drette per K che al Cir di Violida che sono i suoi compagni di per Fabio, e Fabio però le piarti in maniera così poco non buine, le torna a K però per Zucchiatti insomma stanno facendo un po' di miline, però Gerli ha veduto al parte via il ballone e quindi come l'Union e le Serenissime di Pradaman e torna a Viodi si arriva ad attaccare con Gardelli che non sa se fa da balle, gli dà tal miec, vediamo se arriva all'altezza d'area di rigore, il tir buttato là, proprio buttato via o crotto dal numero 3 di minuto se non sbaglio. Ah sì, la balle gli arriva all'ovarie direttamente perché no scusate, all'area Riabis che la sì. tira dall'altezza d'area di rigore. Fu dal spieli dalla parte, come si dice, no? Ha provato a reagire la Serenissima, come noi ce fa. Infatti è arrivato un signor con un carrello di un centro commerciale che ogni alla chiattata delle balle direttamente dal carrello, quindi alle venuta a tornare a partale. Io le Serenissima di Pradaman però in attacco con Miano che però si fa sbuttare fuori il ballone di Nobile e quindi le rimesse di Furtiamp di falle di laterale sarà per tanto riguardo le Serenissima che va a plancut e sta perdente, va a plancut Gardelli come ha le balle in mano gliele dà a Miano che però non le tiene e di un fine attacco allora l'Union di Martignà con Faraoni che però si fa sbuttare fuori le balle e Gerli di esperienza al DIS che le balle renestre, invece no, le balle dall'Unione di Martignà. Gerli come al CIR fa fente di chiappare un fall ma l'arbitro non il colle, le balle di New in attacco per l'Unione di Martignà con un 1-2 tra Fabio e Padovano, ma noi è di fatto perché con un po' di difficoltà le Serenissime di Pradaman arriva a tirare fuori le balle, però è un giocatore partiare all'altezza da tre quarts dal camp da Serenissima di Pradaman, è il giocatore dall'Unione di Martignà. Marchese, il numero 2. Non va nessuno, sì come sta arrivando plan che il massaggiatore qui calè insomma. Io non penso che sia di noi di... Io bisogna essere un indiferme, torniamo a mettere il jingle radioattive, il progetto in collaborazione con le Furlane, con l'Arlef. Tu sei secco di bianco neri. Programma dal progetto Radio Attive, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. Testa di ossicchiati. Onde Furlane Spot. Fare musica in Italia è diventata una sfida. Noi la raccogliamo e vi presentiamo Attitudine, in onda ogni venerdì dalle 16 alle 17 su Radio Onde Furlane. Vi aspettiamo.
Festival Mimesis 2016, ISI Cosmopolis. Dai 17 ai 22 di ottobre a Udine ed Intors, una settimana di incontri su arte, filosofia e diritto, programma completo su www.mimesisfestival.it e un'iniziativa dell'Associazione Culturale Territori delle Idee, a cura di Luca Taddio. Festival Mimesis 2016. Tu sei secco di bianconeri, 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 bianconeri. Programma dal progetto Radio Assise, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. Testa di ossicchiati. Lucio Tornini in diretta dal camp comunale di Via Ermacora a Pradaman a partire dagli anticipi dal campionato di prima categoria del Giron B tra Serenissima di Pradaman e Union di Martignà. All'invantaggio l'Union di Martignà che al 27esimo dal Printimp l'ha segnato su rigore con Pari De Fabio, un rigore dato per Faldiman dal giocatore Gerli, numero vot da Serenissima di Pradaman in aree di rigore con un po' di protesti, ma tutto sommato il rigore anche sacrosanto. Tutto sommato l'Unione di Martignà sta mertante perché si è veduto in campo dal Printimp di 6 in vantaggio quindi le Serenissime di Pradaman, anche perché probabilmente i valori in campo cominciano a venire fuori. L'Unione di Martignà è quarta in classifiche mentre le Serenissime di Pradaman è in plena zona di play-out dopo 5 partite che è le seste. Domani tra l'altro e chi con me è Francesco Tonizzo con saluti di FVG Sport Channel che al FAS insieme con un nuovo le radiocronache e non si diceva che domani hai anche un'altra partita importante, no? Sì, ovviamente a 3 dopo di misdì tra la domenica si gioca al Beltrame di Montean, si gioca la Varia Montean contro il Fulgor e venga stai che è anche basta via della classifica è la partita più intanto importante. scusa, lei in attacca l'Union di Martignà col numero 9 Faraoni che l'ha fatto un giuada in area, il portiere Tamida Serenissima di Pradaman lì è fur sul ballon, Faraoni si è capotato ma è restato partire anche il portiere Tami, l'arbitro ha fermato il giuc e a stazione di capire che è succeduto al portiere, ma comunque fa dall'attaccante che continua a dire ma io non ho fatto nulla. Va in denanti intanto Francesco. Sì, lì l'attaccante al provare a tirare il portiere della For con coraggio si sono scontrati. Intanto Roberto Zanetti ci comunica che Flambri San Giorgine comincerà con un'ora di ritardo perché non è stato l'arbitro. Non è arrivato l'arbitro e non si sa che è succeduto. Anche che sta succedendo. Dici che l'arbitro l'ha fatto Zanetti, è arrivato più tardi dal solito. Allora, raccontavi la partita dal Giron B di prima categoria, la Varia Montean contro il Fulgor di Godie e il big match, come dice in Premier League. Che altre partite sono Azzurra Premariaco contro il Buiese, Diana di Furudi, insomma. No, Diana di Magnani Riviere, sì. Riviere contro Calcio 3 ore, Flambri contro San Giorgine che attacca in ritardo, Grisoneri Savognan contro la Risanese, altre belle partite, Riviera contro Torreanese e Santa Maria contro Flumignan che sono lì partiti. Un saluto ai miei amici di Flumignan che a Tite Deana, tutta la squadra, tutta la società. Ecco, sono anche offerti intanto perché il portiere Tami da Serenissima l'anche partire non si sa c'è fa l'altra si aldarsi anche il secondo portiere perché penso che insomma le partite è ferme di un 4 minuti o disare che le classifiche per come dici che le Risanese è in testa con 12 punti dal Giron B di prima categoria insieme alle Fulgor che però per differenza di Rez per classifica avulsa le Risanese è prime e dopo vinc le Fulgor Simpia a 12, la Varia Montean a 11, l'Union di Martignà a Ponta di Spons, Grisoneri Savorgnan a 9 con le San Giorgine, dopo vinc le Buiesi a 7, il Santa Maria, il Calcio Teor e l'Azzurro di Premarias con 6 e il Flambri, le Serenissime di Pradaman a Ponte in Riviere con 5 e dopo terzultima le Diana con 4 e Sering, il Flumignan e le Torianese che andranno un ponto a teste. Probabilmente Francesco le Serenissime di Pradaman come in plene zone di play-out perché il Flambri che la stessa Pons però una classifica migliore e quindi le Serenissime di Pradaman sarebbero le ultime squadre che farebbero i play-out sarebbe sì o sindome alla sesta di campionato venga stai che alle tutto il team per tornare a mettersi a posto a indirizzare un po' la classifica. Speriamo che gli amici delle Serenissime di Pradaman li vedino a tirarsi su.
Sono altri partiti che si giocano in queste sabide in prima categoria, ma in Girone C alle il Cormons che al Zuie contro il Marian, il paese di Nozov, e il Turiak al Zuie contro il Mladost, sono Bisiacs a Turiaco. Il derby intanto da pari de Fabio al Cir di Bessol di partale Furle Bale tra 2 e 3 avversari non arriva e le dà Fur al so compagno di squadra che come appena che si gira di anche qui col numero Calacirut Calacirut di buttare tal siet, ma in realtà le ha buttate sui cops. Non è male, sì. Non è male l'idea di K, anche perché l'ha aiutato il portiere Fur dai pai dalla puerta e alla pensare di trarre una traiettoria un po' più alte, peccato che il tir dopo sia di stato un po' zavatat, come si dice dalle bandi. Tami l'ha buttato sul ballone, intanto Tami che è tornata in buona salute sulle parte da Serenissimo di Pradaman che come è in attacco, però picca in attacco e le balle continuano a stare a centrocampo. Brutta il fallo di Zares di Marchese che alla Cirut di fermare in qualche maniera Miano e di fatto l'arbitro l'ha fermato il giuc e come le balle e tornerà a essi mettuta in giuc come punizione sulle metacampo prima mancul de bande da Serenissimo di Pradaman. Intanto 7 minuti e Roz Plui il recupero sono stati fermi su 4 minuti alla fine del primo tempo. Sul ballone Luna Pessi che non l'ha fatto nulla l'ultimo quarto d'ora non è meglio dovuto protagonisti. Come al batte Luna Pessi noi di fatto le balle addirittura chiappate dal numero 10 dall'Union Martignà di Chiaf sporchiate di pari de Fabio che però da stessa maniera le piarte e dunque come al ci ritornando in attacco le Serenissime di Pradaman, ma non le noi di fa Biele Zargule dal numero 11 K sì, dall'Unione di Martignac al giro le balle per i suoi compagni, Picco al giro di Partalende Nanzulle Ciampe per Faraoni che entra come in area di Ciampe al civio di cui i suoi compagni al tiro le balle sul primo pal. È un tiro dal Chianton però perché le ha toccato Tami la palle. Alle un tiro dal Chianton, però veramente sul primo palo ha tirato le pontate Faraoni che poteva là in quarto. Le uniche robe che poteva fare Faraoni, no, invece noi danno il tiro dal Chianton. Io avevo avuto l'impressione che comunque le aveva tirate Faraoni, non le aveva toccate. Hai la visual dritta di chi e sono sicuro che le vedi toccate il portiere. Il nostro regista Tommasin ci dice, lei ha chiappato qualche anche per te. Allora l'ha veduto male l'arbitro, come si dice. Bene, dai, ogni tanto insomma non sbagli in Serie A, ecco come si dice. Dici che in prima categoria alle donne l'arbitro centrale perché i due assistenza sono Mitus lì e sono assistenza collaboratori della società di Chiase dove dalla promozione in denante e sono anche gli assistenze federali. Comunque disares che mentre l'Union di Martignà con K e torna in devant sulle drette, pare di Fabio Ciritini le balle in chiamma, noi ce fa, quindi sarà balle sempre per l'Union di Martignà tra l'altro le rimesse. O disares che l'allenatore Mister Barnaba dal Martignà sta abbastanza soddisfatto fin come. Sì, anche perché hanno fatto gol ma hanno anche fatto gioco hanno tenuto sempre la palla in taipis, hanno controllato la partita per come Serenissima di Pradaman in difficoltà lui e Napessi hanno arrivato a essi che tra l'altro anche le sue età sì, la spesa che vedi la meta lui e Napessi così a voli allora le gioco forse là un po' di anni di manco ma insomma lei è della media generazione ho dicevo lui e Napessi alla fatto pure quando è arrivata a impiare la luce come si dice tra la mediana e dalla Serenissima e Union Martignac per come facile in vantaggio. Beh, ma d'altre bande le statistiche si fingono di campionato dicono tutti intanto di New Amica al CIR di buttare sulle balle. Questo è un lavoro americano no, però le statistiche. Le statistiche si dicono scusate 1,4 di media gol a partita per quanto riguarda le Serenissime di Pradaman, quindi 2 gol di media partite per quanto riguarda l'Union di Martignac, quindi alle già dite tutte. Che di Pradaman hanno vinto una volta bello occhio a Osalodoro va in campo però alle parte via subito il numero 6 Cancelli che ha fatto un recupero straordinario, le balle dal Chianton e dunque tir dal Chianton scusate perché le balle la Defur però Cancelli ha fatto un recupero straordinario oppure Osalodoro ha fatto una roba poco buona. La storia è a metà dal merito di un e dalla colpa di Chelatri ti da Chianton alle due Napessi che Napessi ha fatto un effetto come il torneo
Battuto le balle via Talmiec, Kodit Chiaf di Osalodor, Fur, parzore da traviarsi. Al serio Dult che lui ha perso l'acclimat proprio il suo compagno con il numero 11 ha detto te la metti lì, va su e batti il col Chiaf. Va su e non sta tornando io se non ti ha fatto gol. Sì. Beh, non è male, anche come iniziativa di Zin che forse che chi ha le occasioni più nette, a parte il tir di prima di Luna Pessi a metà partita. Gritti intanto come portiere al butte sulle balle per tanto riguardo l'Unione di Martignà, le balle a Faraoni, fallo in attacco però. Ho dicevo in da statistiche, 1,4 gol di medie, 2 gol di media per il Martignà, 1,4 per il Pradaman. Il Pradaman l'ha vinto una volta sole fin come alla pareggiata 2 volte si è perduto 2 e sta perdendo le tiarce. Mentre il Martignà di fatto l'ha vinto 3, alla pareggiata 1 l'ha perduto 1 e di conseguenza che sarebbero le quarte vittorie. Alle già dite tutti insomma. Intanto al partisse un movimento difensivo dalla Serenissima con Kovaceuskas che ha tratto il ballone parzore dalla tribuna dal stadio di Pradaman, il ballone alle arrivate dice bande chi c'è Isal bande di Ciampa alle San Odorico San Odorico la baldasseria di Udine dai disin lì e altri fall in tal mese al campo Pradaman al Cir di Vignifor al Cir di tira su Osalo dormi perché l'estate c'è pas di mezzo però si sta tornando già alza proprio all'altezza da Rie di Metacamp come l'una pessia al bat per Gerli al Cir di Faune Fente e al Colle partiare perché fall di Faraoni l'ha fatto fall però le colatio anche Gerli su appena passato nel metacampo l'una pessia al Cir di batti subito il ballone ma dopo si ferma al viocimo che sono messi sui compagni in campo e le mette sulle drette per Miano per Ariabis che però al chiappe un fall all'altezza del 3/4 quasi un come diceva il nostro amico Bruno Pizzo sul traversone dalla 3/4 al butta le balle Talmiec Luna Pessi come vedi se le batterà così io penso di sì perché è quasi un ballone di Chiantone, un tir di Chiantone insomma un isciun che potresti facularle farle una telecronaca di ballone con Bruno Pizzo sarei anche Bielsi onestamente una le vince fatte no con Frusil con Cinello quando vi fate che da Ludin anzi no che da Ludin che come fate a Remangias sul chiam dall'Aurora come vedi Luna Pessi che Bruno se tu sei in ascolto scrivimi su un WhatsApp ecco il civile l'arbitro al le balle Luna Pessi battute male ma come si fa se abbatti così comunque al può succedi al può anche succedi naturalmente anche ai migliori se sbagli e quindi o disaresca io di la bevi un tè ma e manchi anche mo 2 minuti 1 minuto per finire il tempo più il recupero che io un po' perché sull'infortunio del portiere penso che manco 3 minuti sì 3 o 4 minuti al darà l'arbitri di UE le balle di Talmiez dal camp per tanto riguarda l'Unione di Martignac al Cir di attacca e di fronte al camp di dretta a champ però l'arbitri al civile perché che ha chiappato una brutte botte Padovano e il giocatore di centro camp dall'Unione di Martignac alle partiare si toglie il chiaf con le man si russa il chiaf con le man al deve chiappato una buone qua come che si dice e in ta stessa maniera alle due giocatori se sono lì donde che stanno cercando di capire se è succeduto qualche dunga al BEF tipo pare del Fabio che probabilmente alla set sì perché fa schialti ieri si sono da sorelle di Accori pensi che tu spindi su nevore di fatture e tu hai bisogno di o si inferso di new jingle radioattive Tomasin e dopo tornin per ultima parte dal print team prima del pulse dal fine del print team. Bianconeri, 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 bianconeri. Programma dal progetto Radio Azize, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. Testa tossicchiati. Siamo arrivati ormai al 45 minuti del print team, come saremo in zona di recupero, che sarà a manco di 3-4 minuti, come dicevi in Cumò con Francesco Tonizzo, e dunque l'Unione di Martignà, l'arbitro ha messo le balle Talmiece e alla tornata Giraldo a dare le balle a Tami che Cumò al chiappa il ballone, al balizzo momento, le butta su di Pit, Biel rilancio di Tami che al chiappa quasi le 3/4 da metà camp dall'Unione di Martignà, brutte slissate di Cancelli, di Felsel Moro che al piar le balle però in attacco per Picco dall'Unione di Martignà che a dretta al Cir di buttare Talmiec ma le difese dal Pradaman e gli rivade a fermare il ballone anche se Talmiec da area non era nessuno però Picco è sempre pericoloso come sarà tir dal Chianton di dretta a Ciampe
prime calcivile di l'arbitro di fatto sul ballone a sta Zalant K che al Fasar al tir per o pensi una delle ultime occasioni del Printemp all'Union di Martignan. Ha già passato un minuto di recupero, con la calme K va a trai dal Canton. E allora K Calais di colpit no Ciamparin di dret al tire Talmiec vediamo se arrivi a buttare invece noi perché le Serenissime di Pradamanga ven fur con Gerli e le dà Talmiec a Miano che ci fa venire su Osalodor al giro di New Parmiano però noi di fa brutta verticalizzazione di Zares forse masse fatte di corse cioè che l'Unione di Martignan al Samè che non si rivede neanche a tocchiare difese e metodo veramente ben ad un dall'allenatore Soredut con Marchese, Nobile e Cancelli e sono tre pilastri un lavoro difficile di arrivare a superare. Allora fuori gioco di rientro che Miano è tornato in da ore e non è arrivata a intervenire subito la difesa Picco Ciampa intanto per Faraoni però sta girando a destra sì alle Fabio che Zuie centrale Faraoni che va di là. Picco di Mistir gli alle tocche per Gardelli l'avversario che insomma alle butta fuori il ballone Picco sempre con l'Imans intanto sono la svie già 2 minuti e mezzo al giro di là a Ciamp dal Chiamp di New 1-2 con i suoi avversari ecco che le balle va al Miez dal Chiamp fall che chiede fall su Padovano ma a partire chiamò la e lì Luna Pessi vedice Calfasi alle butte tra Osalodor con noi di fa a sbrisse e quindi come dicevi prima Marchese che sta facendo una partita straordinaria come terzino di Drette anzi come difensore di Drette tal di difesa 3 Marchese al Vaindenant grande parata di Tami Calvenfur sulle balle sui pis di Marchese incredibile. Io penso che Marchese non si è usata a chiattarsi lui che è un difensore non è usata a chiattarsi un contro il portiere in contropit intanto le parate di Tami si serve il Printemp gli ha dato 3 minuti di recupero l'arbitro sta praticamente disinta non bevi un tè io dico resto Masinga non bevi un tè che no un po' di pubblicità e dopo torni in chi vedi se viene a beccare qualche don di fare qualche domanda e se no facciamo una pulse. Un saluto a tutti gli ascoltatori, sia a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Furlane, delle bande di Enrico Turnoni, sin al camp di Ballon da Serenissima di Pradaman al comunale di Via Ermacora per contaus il secondo team de partite tra le Serenissima di Pradaman gialle e rosse come colors contro l'Union di Martignan per 6 giornate dal campionato di prima categoria del Giron B. Il primo tempo è finito 1-0 per l'Union di Martignan che poteva essere anche più Toronto, 1-0 segnato su rigore al 27esimo de bande dal numero 10 dall'Union di Martignan pari de Fabio dopo il fall di Man dal numero 8 Gerli dal Serenissima di Pradaman in area di rigore. Come sta per cominciare il secondo tempo l'arbitro sta chiamando l'Orloi e le civilate proprio come l'Unione di Martignan come al fronte il camp di Ciampe a Drette rispetto alle tribune della Costin Fevelante e il Serenissima di Pradaman per contrari di Drette a Ciampe rispetto alle tribune della Costin Fevelante. Io personalmente Enrico Turloni insieme a Andrea Tomasini in regie e con un collega accettante preseat come Francesco Tonizzo di FVG Sport Channel. Mandi Francesco. Mandi Enrico e mandi Cimotea che ho acclamato in tal primo team che Enricchio. Non mi sono neanche nei qua, ti mandi scuse. No, ma non importa, sai che come mi cogliono randi chi all'eternità a Onde Furlane, ma non importa, insomma. Al dare qualche dunque al diseve, non importa fevela bene o fevela mal, basta fevela sì. e si può attaccare alla tua situazione. Il problema che conosco io i miei poleschi, come purtroppo, e sarà dura. Allora, intanto... Sì, registro, ma a confermela. Ci rinemi fuori di questa situazione. Con tanti invece io come cattivo fuori di che situazione chi è arrivato un golden retriever neri sì. Non si può dire che non è neanche un chiang in tribuna che stai andando in altre bielle battute. Intanto le Serenissime di Pradaman sta cirenti in maniera sterile di Zares di frontal camp come arrivate quasi ad ogni area di rigore anzi in area di rigore ha ciruto di buttare le balle in parte ma il portiere Gritti al Samè come che non avesse fatto neanche kitty come che si dice o ghitti e quindi gli ha chiappato le balle e la tornata da mettere in Enrico, giù. Spiegami una roba, i registi sono morosate, sono sposate al devi essere di morosate perché il passato nel bionde come e l'attenzione dal nostro registi
là le dute in che bande là. Perché probabilmente noi plus le partite. Una biele frutta. Ma l'anche ragione, devi dire, dretto, Masin, fa bene. Non vorrei sbagliare che magari non stai ascoltando le Somorose, magari non strai da Uralc. Comunque, Dinus Alc dopo casomai, Andrea, o sì o no, perché vuoi usare fa gaffio e tonizzo. Bon, allora intanto le balle aie de Taipis dall'Union di Martignà, calcir di buttà sul ballon, pare de Fabio il numero 10, che è praticamente il bomber di queste squadre, ha stazionato in qualche maniera di chiappare il ballon, ma non è di fatte. Intanto, o devi dire che le formazioni si sono tornate in campo, intanto vidin senza cambios. Se l'Unione di Martignà gli ha le butte dentro, il tir di Padovano le lat strunge perché Gerli l'ha chiappato il ballone e di fatto le ha buttate in tir del Chianton che come sta parbati sempre K col soppit di drette e il tir del Chianton alle di drette a ciampe rispetto alle puarte dal portiere da Pradaman Tami. Vediamo il tir di K che va Donghe per Padovano per Zucchiati Talmiec cal cir di metti le balle a ponta ai suoi giocatori, un po' di pastroccio da difesa dal Pradaman, pare De Fabio al cir di fa un schiribiz al giocatore, ma noi di fatto con un po' di fortuna e Osalodor al cir di partafur le balle, anzi Simberdè di Besol, ma non sa ce fa dal ballone, al butta in denante per i suoi giocatori, un po' alla viva il predi, come si dice. Osalodor però come al fa una grande cavalcata di lung le bande dritte dal chiam, ma noi di fatto un po' senza il chiaf, perché tal mies da area all'era libera il suo compagno che infatti Miano sta menando il chiaf come per dire poteva darmi le balle prima poteva dargli le prime perché Miano si era smacchiato dal difensore di Bessol in tal mies dall'area di vigore di Gritti di che vande Tami con la calme prove a impostare la manovra e disin che la tattica delle due squadre si è sempre compagna che dal primo team sempre difese a tre di una banda di che altre. È vero che la divini fuori un po' più per da man perché come alle che sta perdente e di fatto al Samè che invece il Martignaste dispietante di fa giù per da man per tornare a batti in quintripit. Intanto il quintripit con Faraoni a drette, Faraoni all'entrenare di rigore al va per sotto, noi di fa al butta le valle masse di Buride fur anche buttate male, chiappate col pit di esterni e non arriva neanche in parte, tant'è vero che sarà là da fuori in 5 metri. Sì, poteva forse gli entrare sul centro dall'area per provare anche con la ciampe. Pensi che il portiere da Pradaman Tammy si stia specializzando sempre più ai rinvii di fonde perché andava a fare 50.000 fin come tra il primo tempo e il secondo e anche un sbalinato tra l'altro perché le difese dal Martignà come un squintri di gioco tra Felsel Moru e Picco era stato partiare l'arbitro l'ha fermato il gioco de bande di ciampe dal camp rispetto al denante da panchine dall'Unione di Martignà. Ecco la partita è anche nobile chi davanti no ha un problema anche ma perché altre lei in genoglo non sa se si sta mettendo a posto una scarpe o se sta cirendo di capire se i due il genoli ecco come si sta tornando al ciuete un po' alle Faroni numero 9 forse un problema alle caviglie di ciampe per Faroni. Forse quanto alla sbagliata il tiro un minuto fa alle calzuietà Gerli di Bessolta mese al chiamo non sa se fa dal ballone ecco al vengo in denante il diminuto il terzin ma Faraoni robe le balle Faraoni che sapeva che non ves mal invece le perdute l'una Pessi si è svegliato al butta le balle intanto Talmiec per il suo compagno Felsel Moro Talmiec per Osalodor però balle masse lunghe e torna da le balle al portiere dall'Unione di Martignà Gritti che senza problemi sta per tornare a mettere in gioco il ballone è partito flap il secondo tempo è partito flap la panchina dalla Serenissima va a schialdarsi sono 1, 2, 3, 4, 5 4 giocatori che sono lavoro a schialdarsi un tic prima di attenzione intanto l'Unione di Martignale balle Talmiec per Faraoni però non arriva a chiappare il ballone e neanche a farlo questo Tami è arrivato quasi insomma del suo area per chiappare le balle e come torna a mettere le balle in gioco squadri curti sono tutti sclizzati in tale fase di centrocampo in che condizioni sa chi è difficile arrivare a fare gioco
in specie la Serenissima che a fa sfatture proprio perché Martignac a noi lascia spazi di una banda di teatri e Martignac è sempre pronto a tornare in contropiede. Faraoni che però come si lascia un po' frea di minuto che le mette tal miez per Ariabis con Luna Pessi al cir di sta entri due giocatori che però fa in fall al il numero 4 Ziraldo che l'ha fatto fall su Luna Pessi che si toglie il polpatch devi dato una buone qua e intanto che Luna Pessi alle partiare però Gerli noi capito perché l'ha battuto subite poteva aspettare Mago che ci accompagni si alzasse. Infatti Luna Pessi ha tratto Crostis che si sono sentiti finché io dico che combine per noi è di fa perché l'Unione Martignac obiettivamente è più forte Gerli però le sempre di Bessol al mese dal camp che parte le balle di Bessol come le mette al Miez per Miano che però al Cirive Osalodor non l'ha neanche fatte le fente di là in Quintri e ha chiappato le balle il difensore dell'Unione Martignac però le balle di Nuova a centrocampo quindi di Nuova da Serenissima le Serenissima sempre con Gerli Calvaresi siede il metronomo però mi pare che ha qualche chiavelli gris e quindi non è tanto svelto disegno. Ma già ha esperienza così dai è un di che giocatori che danno Osalodor intanto tal Miec al Cir di Faccori sulle destre il suo compagno Calceres Gardelli ma mi pare di aver capito che le balle anzi no mi pare di aver capito gliela de fur le balle disin che la Serenissima Gerli preferisca se di Osalodor a Cori su e giù per campo Osalodor alle Pizzovi e lui all'imposta la manovra fa dire gist in tal mese dal campo come Gerli quindi il Faraoni però... Gerli anche di Bessol Simberta di Bessol fa due Gerli e secondo me se foschi la Gialappa si divertiresse a Giappallo di Mire insomma sì ma ormai la partita è in controllo dall'Unione Martignac che tu vedi hanno fatto sfatture a Sierra più spazi e vedi come le azioni ripartenze dall'Union di Martignac ieri a centricamp con Padovano che al gira le balle tranquillamente di Newf Talmiez per Fabio che però le piarte per Gerli le chiappe per Pradamani le dà a Drette per Miano vedince Calfasa all'alza il chiaffo al mele balle Talmiez una biele balle tra l'altro pericolose per Osalodor che però non arriva a chiappale e quindi Martignac torna a buttare Talmiez lancio Lunk per tanca riguarda Faraoni al gire le balle subite per Padovano Talmiez gran gol di Padovano su un turno di ripartenza fulminante dall'Union di Martignac che non ha perdonato l'errore appena fatto di Pradaman e un 1-2 tra Padovano e Faraoni gli ha dato le balle a Padovano che dopo l'entrata in area e colpito di Ciampa la battuta Tami che poi non poteva fare niente un gran gol veramente sotto da traviarsi. Si fa dure come per la Serenissima ma bisogna fare i complimenti all'Unione Martignac e hai di notare anche che chi a Pradaman sono più tifosi dell'Unione Martignac che no della Serenissima perché quando l'ha segnato Padovano si sono tirati su in tanto di loro so della tribuna chi. E come Luna Pessi al Cir di tira sul morale dai suoi ma mi pare di aver veduto più di qualche chiaff che almenave di no col chiaff più di qualche giocatore e si vede che praticamente mentalmente devi essere stato una grande mazzata che chi perché si è veduto che l'Unione di Martignac comunque era più squadre e in ogni caso si è giocato come che anche gli altri al giù con i Pantianis no con i Suriutis ha aspettato che si stracchino un po' e dopo le prime occasioni alla ficchiata 2-0 più che meritato quando si è arrivato dopo i 10 minuti dal secondo tempo disaresse mettendo il jingle un momento tanto brutto è rimesso laterale noi è di fatto il Pradaman al torno a Ciridi tira fuori il chiaff ma purtroppo sta perdendo per 2-0 jingle tu sei secco di bianconeri Programma dal progetto Radio Assise, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. E allora si tornasse in collegamento con anche l'Unione di Martignac stava per fare il terzo gol ma l'arbitro l'ha segnato il Furgiuc di Faraoni Callarenetta, anzi secondo me più che Faraoni oltre a Faraoni allora anche un altro giocatore per Fabio ma Ducchio Doi in Furgiuc in Furgiuca poteva essere il 3-0 forse essere stato un momentin veramente un momento neri per le Serenissime di Pradaman che sta cercando in tutte le maniere di alzare il chiaff ma i valori in campo probabilmente sono differenti con queste vittorie Tonizzo fin come se vedi essi così il risultato probabilmente l'Unione di Martignac va a tornare a chiappare il primo posto in classifiche se non sbagli perché Risanese e Fulgore sono a 12 la Varia Morteana a 11 in spietta da partita
variamo Mortian Fulgor che sarà giocata domani se non sbaglio. Sì, sarà giocata domani, potresti sfruttare l'anticipo. Viodin come che va in avanti la partita. Io penso che Matignac come e vedi la partita sotto controllo, non pensi che come che hanno giocato fin come a poter iniziare di farsi chiappare dalla Serenissima. Il ballone a Tussas all'età ronda può succedere di tutto, ma se la partita va in avanti così, tanto è arrivato anche che l'altro ballone che le partite sono nella tribuna. Dopo mezz'ora, ma vabbè. Io penso che la situazione sia di un po' più greve per la Serenissima, perché che battute qui sulla classifica che hanno i Ross e Zai. Intanto vediamo la Serenissima, scusami, in attacco, vediamo se arrivi noi di fatto, scusa ti ha interrotto. Sì, diciamo la classifica come si fa un po' pericolose. È vero che anche perché il chiede Forzok, ma l'arbitro la Secori a Sirene qua. È probabile che le difese da Serenissima di Pradaman, in particolare con Kovaceustak e Marti, stedi un attimino massa lente, perché gli attaccanti dal Martignà, sia di Faraoni, sia di Fabio e in qualche maniera anche Padovano sono arrivati sempre a sbusare le difese e il Furgiuk per un pel, se non si salvava in quel Furgiuk era in già 4-0 insomma. Era in già 4-0. Io penso che l'allenatore della Serenissima vedi domandata ai suoi difensori di essi un po' più alti dal campo per provare a sbuttare un po' di più la squadra, e in tal frattempo al Venfor a Riabis con il numero 7 e al Vendrenti il giocatore col numero 16 venga stai Del Zotto dal posto di Ariabes con così arrivati al 13° minuto quasi Cutuardis dal secondo tempo 2-0 per l'Unione di Martignà Furtiase, quindi le Serenissima di Pradaman che io sto trasmettendo in diretta dal camp comunale di via Armacora di Pradaman, dove le Serenissima squadra locale dai colors Giai e Ross sta perdendo 2-0, quindi le più quotate Unione Martignà. Bello il passaggio Faraoni all'entrata in area dritte dal Pradaman al Cir di Balizampo Glebale, dopo a leggere per il suo compagno Zucchiatti per Padovano che al Cir fa il tir, ma noi di fatto un po' che ci facciaf le difese dal Pradaman e Cir di partale fur con Miano che tra l'altro le mie quasi tassoare, lui che è un numero 9 a Ciri di difendi. Sì, ma è un numero 9 come su Barbe al Simò non pensi per Miano gli ha dato una biele balle appena entrata anche il numero 17 Pinat che però non combina noi di buon e le balle a Gardelli calciere di dai alle Dio fa Pinat appena entrata gli le mette Talmiez di destra par Del Zotto. Noi è di fatto le balle Tesmans di Gritti, il portiere dell'Unione di Martignà che l'ha tornata a girare subito per K che le parte su a Ciampe e le dà al VVO di darla in verticale, ma noi è di fatto al giro invece da ora alle sue difese, balle lunghe per tanca riguardo pari de Fabio al difende le balle come Calpò al Cir di Girassi, le dà al suo compagno Giraldo di Gnuf per pari de Fabio le tira intorno a Tami però Furgiuk anche mo insomma Unione Martignà grande squadra. Per dettaglio Pinata le Vigno Drenti in tal campo in tal pues di Osalodor il numero 11 della Serenissima che ha l'elata sintassi in panchine. Quindi ricordiamo che Ariabis il numero 7 dal Pradaman le Sudfur per Del Zotto il numero 16 sì. e che Pinata le è entrato come numero 17 tal pues di Osalodor il numero 11 insomma l'allenatore al Cir di cambiare un po' le partite come Calpò probabilmente sarà una mossa anche disperata, anzi voi di dire una messe ma in realtà pochi manchi magari alle fasi indisi per l'Unione per la Serenissima di Pradaman sono un po' tristi ma in realtà dome sportivamente l'Unione Martignà sta mertanta. Ma stato, prima hai sentito il campanile dalla Glesia di Pradaman su nave forse il Plevan qui al muerto al vo sbuttare la squadra anche qui sono due balloni in tal campo. Ecco, si è ritornato a metti le balle, diminuito le balle tra gli smans, proprio sotto dalla postazione di Onde Furnane, la così in tribune. Diminuito le mette Talmiec, ma sbaglia di Brut, le balle a chi di Martignà che però è torning
ha buttato fuori il ballon con il numero 4 Marti che da Pradaman l'ha buttato fuori il ballon. Come in attacco il Martignà per quanto riguarda le balle rimettute con l'Ismans, e Taipis di Padovano Talmiec, ma sportiade e quindi Gerli al Cir di Partafur il Pradaman che al vengo indenat con Gardelli all'alza il chiaf le dà del Zotto al Cir di Facori, anzi del Zotto al Cir di là di Bessol in sompa il chiappe un tir dal Chianton per cercare le difese dal Martignà e arriva a buttare il ballon, in particolare Crot il numero 3 Picco sulle balle e lì Luna Pessi al bat il tir dal Chianton di Drete, vediamo che batterà anche questo tir di Chianton, forse magari sportivamente un gol poteva anche meritarlo al morale, forse pensi anch'io che il tir di Luna Pessi intanto Talmiec, il colpo di chiaff di Gardelli che però non le chiappe il tir di furare il tir tra l'altro alla Del Piero quasi di Del Zotto che però va fur e non chiappe le corsere dai pai a drette a ciampe, scusate, dal portier Gritti Del Zotto che è il Del Piero di Cianeglons sì. Così, Del Zotto è il Del Piero è il Della comunque come cognome insomma. Allora ho vinto anche un aggiornamento Enrico sta che in dirette può indaus anche i risultati di altri campos si sta giuliante giusto come la finale di Supercoppa Carnica a Tulmiece. Intanto scusate un attacco di K noi di fatto va là Francesco a Tulmiece a Sonda ora gioia la finale di Coppa Carnia il Real Dimponch al sta vincente sul Val del Lago per 1-0 la Del Zotto intanto in attacco al Pradaman al mette talmente il ballon ma non le nessuno talmente da dare dunque Unio Martignal batte fur le balle con Zucchiati calcio di Vigni fur ma l'Unio Martignal con Luna Pessi noi è un po' di confusione l'arbitro al civile 3/4 di camp dall'Unio di Martignal fa il civilato a favore dalla Serenissima di Pradaman che batterà un biel tir di punizione vediamo Luna Pessi già con le balle sotto le mans che al Cir di Mettile e Ponta al Dis come le battiò vediamo sui 40 metri 35 metri rispetto alle porte di Gritti sul centro drette e come sul ballone alle 7 Miano che Luna Pessi probabilmente Miano alla Rafurgo intanto il Martignal fa un cambio al Vafur Picco e agli entra dentro il suo compagno che come vediamo anche col numero gira numero 10 volte vedo che si chiama Luigi Tonizzo che non è tuo parente mi pare no non è il numero 10 volte è il numero no di via no il numero 16 no numero 15 al numero 15 quindi Dri. Lucio Dri al puesto di Picco se magari lo segni ecco sì, bene intanto Ostin battendo quando si è arrivato quasi al 20esimo 19 minuti appena passati dal secondo team Luna Pessi sul ballone l'arbitro non ha mosso civilato l'area di rigore dall'Unione di Martignai è plena di in fila indiane come soldatins come soldatuz come che si dice come soldati piccoli soldati. Sono vino di vigni fuori di queste situazioni, sono in fila insomma. No, stanno saltando un po' sulle barriere per cercare di chiappare il ballone, l'arbitro non l'ha mosso civilato, al Cir di metti tutti ad ma ha veduto un terremoto. Gli arbitri stanno anche spray col no, chi li vecchi. Al Badro una pessi direttamente in parte, grande punizione e grande parata alle sociampe di Gritti, che al Cir al butta fuori il ballone e sarà rimessa laterale, però grande parata di Gritti. Biel ha fatto un svolto proprio sulla Succiampe parla a Chiava il ballone che all'ave dretto in tela rete non gli dà il palla alla sua Ciampe e allora come vedi in K che al Cir di Partafur pallone di Martignà ma il Serenissimo Pradaman invece con Gardelli va in somp fa il civilato dall'arbitro per tanto riguarda Gardelli che si è imberdeato con il numero 5 Nobile e che probabilmente come vedi l'arbitro la sta mettendo in mano anche qualche no, aveva di ammonima invece noi poi ci sono munizioni deve dire una se non sbagli sì ma non è una partita triste che chi io pensi a mi piace il metodo che l'ha chiappato Luna Pessi a 20 minuti dal team sta Parbatti scusa Francesco ti interrompo ma vedi che questa punizione dopo ti torni a dare per aule Luna Pessi di drette al bat quasi un Kurt tir dal Chianton un po' più spostato verso le metà d'area vedi il tir Luna Pessi un po' lungo infatti l'Inter ha fatto un po' con un famoso così lungo e allora in questo momento Gerli dal mese dal camp insomma per Pradaman si sta imberriando di Bessola ma sì Luna Pessi si vede che aveva chiamato usata i team dall'Udi in qualche fase che passazza chi in allenamento all'era Birofi dal mese dall'area pronta intanto viene brut fall perché è veramente un brut fall di Kovacev però io penso che
Sarebbe già stato Monedi tu. Io penso che era già stato Moni, no? No, Kovacev no. Quindi venga stai che dome il prim chiartezzale che chiappe Kovacev, però vi spiegare perché Faraone, il numero 9 dal Martignà, sta velando in parte, Kovacev l'ha fermato perché sennò si è reslato in parte. Ossia all'altezza da metà, da tre quarti dal Chiam, dal Pradaman, probabilmente poteva stare al di più da munizione gialla. Io penso anch'io, però se sarebbe stata una punizione masse forte anche per la Serenissima, che hai già sotto per 2-0 e Zuia anche in 10 contro 11. Vediamo le soluzioni, dite come ma questo tir di Cancelli non lo hai capito proprio te. E il numero 6 dal Martignà ha sparato une balle buttate là. Tanto è vero che hai là de fu di 5 metri rispetto alle ciampe del portiere Tami, che noi pareva vero, alla dite, chiapping le balle e butting le su subito. Parto con che sono sta in tal condominio dove là, appaiono il biglietto per via della partita? Ecco sì, il condominio di fronte proprio da tribune, pensi che non pagano il biglietto, sono un po' fortunati. K intanto gli dà le balle per Paride Fabio però masse lunghe, e quindi Tami al torna a mettere le balle per Gardelli al Vensopa al Pradaman, al sopra la metà chiampa, al Vaindenant, le dà, anzi il Cirdi dà al suo compagno, ma e torna in daur le balle per Luna Pessi dal mezzo del campo al Vadi Bessola, torna in daur in difesa e le dà al portiere Tami, e si arriva alla metà dal secondo tempo intanto. Si arriva alla metà, ma le partite un po' stracche. Come sta venendo un po' di fresciutta, la Tiul Sorelli sta venendo un po' di fresciutta. Marchese pal Martignà al chiappa le balle, torna a mettere in campo, ma Paride neanche noi cordaur perché calare in furgiuc e quindi si è disinteressato, come si dice, dal ballone. Intanto Enrico, un aggiornamento primavera dall'Udin a Stazuiante contro il Cittadella, si gioca a chiesarsi a Flybank 1-1 il risultato alla fine del primo tempo, e a Tulmiec Real d'Imponce contro Valdellago 1-1 alla pareggiata il Valdellago con Rossi al campionato Arniel alle finale di Coppa Carnia. Finale di Coppa Carnia. La Real d'Imponce che ha vinto il campionato e Valdellago che è arrivato in finale di Coppe. Rimettute le balle in gioco di Marchese, pallone di Super Martignà. Coppa Carnica, ecco di sì, veramente, che tra l'altro tantissime int. Vediamo Miano intanto in attacco pal Pasian, pal Pradaman, che parte nelle balle del Zotto calciere di tirare però alle Sporting, anche Momiano sulle ciampe, calciere di torna a mettere le balle Talmiez, le mette Talmiez, vediamo che arriva con Di Buride Felsel Moro, cal tiro di furare, però le balle là de parzore da traviarsi a manco di mezzo metro, pecchiato perché il tiro di Moro non era male. È vero che al Vendrenti Luigi Tonizzo con il numero 17 al puesto dal numero 10 Paride Fabio Luigi Tonizzo numero 17, siccome che i Tunisia sono perduti allora non potevi mancare anche non dove a fare la telecronaca, ma anche che dopo domanderanno ma sono i Tonizzo da bande di Rivignan o bisogna vedere perché tu sai dopo non vale svoi di fevelati che lo bischi le partite di extra che comunque tu puoi disfevelare poi fevelata sono quattro diversi sfamei di Tonizzo, 4 ceps dai Tonizzo. Bisogna vedere Luigi dice bande Calvin Ford, se lei come me di Lomas di Varmo o alle bande di Conazzai di Levignano. Gerli intanto al giro per Miano al Vaindenant con le balle in attacco come al Pradaman, si è fatto di Bessola al Vattalmiez de Ara al Ciri tirale, ma gli flappe e dunque Gritti scusate al chiappe il ballon e balizzante al torne a Ciri di metti su le balle. Probabilmente come allenatore San di dà un po' di polse, anche perché Fabio è vero che è il giocatore più rappresentativo del Martignà, però è anche vero che in questo momento aveva spinduta Vonda, insomma dopo non l'ha più doian, anche pari di Fabio. Ma insomma l'ha fatta anche bene dal primo tempo, è stato protagonista e Disin che è stato anche il migliore in campo per me con dall'Unione Martignac. Tanta la del Zotto al di mettere Talmiez balle sporchiate, però arriva a chiappare anche Gritti il portiere dall'Unione Martignac che le torna a rimetti cadipoc in gioco. O valesse un quiz di fa per i nostri ascoltatori su Onde Furlane alle chi in tribune anche il giornalista dal Messaggero Veneto Claudio Rinaldi, che è il principale conoscitore dal mondo al ballone da dilettanti, mi ha detto che in campo, io sai qui calè, ma mi ha detto anche di Nodilu, alle anche sono i voti. Che non si chiama così. Il nevo di Claudio Rinaldi
e lui hanno lui che si sa vedi qui calè Pinat intanto in davanti per Pradaman, Pinat di Bessol al tir, le balle chiappate con una parate un po' plastiche basse a ciampe da so parte di Gritti. Insomma, Gritti si è dimostrato un portiere affidabile. Va là, Tonizio, qui so chi sì, è un tir telefonato perché l'ha fatto il numero, gli ha detto Gritti te la metti lì e Gritti si è buttato e non posso dirlo perché Claudio Rinaldi mi ha domandato per dire di no fa sapere qui calè il gioiador, però o sai calè sono vot in tal campo alle partite titolari e hanno il vol che si sa vedi che lei sono i vot proprio perché lui sarebbe il figlio di cui? Il figlio della su di da su, quindi era un altro cognome, quindi era massa facile se si chiamava Allora intanto stanno un po' facendo un po' di baruffa tra il mese dal campo, le balle di Newfaili, Luna Pessi che le butta su per Pinat però è entrato dopo ma sa che sei già strack e quindi le balle per Zucchiati le torna a girare per K di New per Zucchiati, l'Unione Martignani sta girando le balle con Giraldo come le gira il suo compagno di Dret che al chiale qui calato al miece dal campo, anzi al va un po' di Bessol, forse al Pratin Masse e al Piart le balle. Felselmoru al Pier le balle per Pradaman e quindi l'Unione Martignani con un po' di fortuna torna a chiappare le balle, sta quasi per entrare in area ma Luna Pessi come al ballon per tornare a fare un quintripit, vedendo del Zotto sulle destre al Cir di chiappale ma appena entrato numero 15 con riguardin alle Lucio Dri alla buttata fuori le balle e dunque le rimesse sarà in attacco per tanto riguarda il Pradaman del Zotto. Sta buttando il ballone Culimans ma va con calma come per dire ma non sti vincendo 5-0 le butti con calma, in realtà ti sta perdendo 2-0 caro Tonizio e dunque di conseguenza del Zotto come la messo le balle in giuc, ha fatto una biele schiribicciade però il giocatore del Martignano non le colate in teuate e quindi come in attacco con Faraoni calva di Bessol è brutta anche il fall di Kovaceustak o pensi che Kovaceustak stia rischiando un po' grues di come in denant poi pure che l'arbitri evidenzia che l'altro cartellino e infatti l'Inter sta tutta protestante, esatto, dopo la munizione per Kovaceustak che viene espulso, cartellin rosso meritato tra l'altro perché Faraone ha 2 volte scalzito di là via e di conseguenza lo ha fermato, seconda munizione e quindi il Serenissimo di Pradaman ha finito le partite anche in 10 contro 11. Allora, chiamiamo un quart'ora di Zuia, un quart'ora abbondante, più recupero per la Serenissima e so di 2 gol e con un Serenissima sì, un gioiatore in manco come si fa sgrevie, si fa sdure, non sai cerca poi inventarsi l'allenatore di Pradaman, ormai l'Unione Martignac e va io in review tranquillamente su queste partite. Intanto le punizioni per l'Unione di Martigna sulle 3 quarts che sta per 6 battute all'altezza quasi dalle linee di Furchamp lateral a Ciampe probabilmente butteranno il pallone direttamente in area perché ovvio già che sono in rie i giocatori pronti per dare di testa e sul pallone alle K il numero 11 che sta per batti le punizioni, l'arbitri al civile e balle al Miec Fur invece Tami che ha chiappato il team Paducce, ha chiappato le balle Culimans con sicurezza e al Stacirin di fa venire su le sue squadre naturalmente come ho balizzato un po' le balle al Viodula che sono i suoi compagni e le butte su di Pit oltre le metacamp che sta a finire proprio sul quarp di Pinato Crote che però le piarte di nuovo le balle per il giocatore Faraoni all'entra in area non lo ferma nessuno al tire Tami alle chiappe di Pit allora un po' che a destra e de parte non era proprio de parte Faraoni però alla Ciru di tirare le balle di stesse Tami gli ha siarate spieli ma gli ha chiappate un evore bene vedi come il tir di Chianton de bande del numero 7 Padovano che sta Cirin di chiappare le balle e intanto che le partite ferme c'è avete voi di dire sì no che Faraoni per me contro sia nel Quazut che era il Tonizio che arrivava di 4 bande e alla Ciru proprio di passare il ballone sta
Bulo, il portiere della Serenissima. Sì, Tammy ha fatto una bella intervento la Garella, il famoso portiere da Luding che parava tutto qui pis. E come Tammy anche in sicurezza al chiappe le balle di Gnuf sul tir dal Chianton di Padovano e le fas so. Tammy che è il Garella di Lovarie. Sicuro. Il Garella di Lovarie. No, il Garelli di Lovarie non sa il Garella di Lovarie. Hai biele come battute. Insomma, le partite stanno a morire, tanto così a 31 minuti dal secondo tempo, e probabilmente da che secondo tempo a parte i cambi non sarà tanto recupero. No, Claude, pensi che l'arbitro, vedi voi, proprio di finire alla svelta la partita, perché Martignà col 2-0 e l'Ompimpi ha tutta la possibilità di portare a casa un buon risultato che in violino la classifica e dà la possibilità di là in prime gradatorie spiettare le partite di domani e domani sarà su una variante contro il punizione dal Pratamang in tanto l'una pesce che però le butta veramente senza chialato là che sono i suoi compagni. Sì, no, io non voglio essere triste con l'una pesce, ma quando lo insufficiente le partite o continui a fare là perché sai che non combina no, veramente insufficiente. Disarresto ma metti un jingle perché al limite tu non aveva la con una pesce no, il jingle alle fine vedi Tonizzo che c'è calcombine e intanto gli dà le balle al suo compagno che le mette al miece per Faraoni però mi pare che la chiappa di man tiro di Chianton. Anzi no, le chiappava il difensore e invece le balle gliela da finire l'arbitro al disco è rimesse di fonde ma no, non hai capito. L'arbitro ha assegnato il portiere. No, sulle balle le Padovano comunque. Rimesse laterale. Il tir di laterale con gli Smangs di banda di Padovano, pallone di Martignà, quando così sul lato di drette per quanto riguarda le aree di rigore dal Pradamang, il tir il numero 11 K che però le butte per Tonizzo, ma Tonizzo non corta tanto Tonizzo mi pare. I novi tante voi di non si atleta. Le balle di Newton al campo, in jingle radioattive e dopo torni chi dal palluto in quartore dal camp di Pradamang per Pradamang Martignà di prima categoria. Tu sa secco di bianconeri, 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 bianconeri. Programma dal progetto Radio Assise, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane. Testa grossicchiati. Addirittura come mandi a due di Gnuf di Enrico Turloni, addirittura come al Vensù Marchese, il terzin dall'Union Martignà per batti le rimesse laterali sul chiave di K, però il terzin diminuto dal Pradamang alle butte fur, dunque rimesse laterali anche mo per tanto riguarda il Marchese che sta per rimettere le balle, venisse le bat lunghe come che fosse un tiro dal Chianton di solito e sono non tan lunghe, ma insomma le meddonghie da area di rigore per tanto riguarda di Gnuf Marchese, ma colpito non è buono, forse di man alle più brave. Perché che fa il difensore di Fasse, per solito come un cassè di Energic alla Claudio Gentile piuttosto che i PIS. Se Gentile mi pare che il gioco però più stopper, se non mi visto Marcin. Tu non sai, sono Zovigno, non mi ricordo. Vabbè, comunque è importante che si capisce. Dunque K per l'Unione di Martignà Palme Conte i domandi come ora degli Enrico Tordoni non mi clama P a fa lì telecronaca perché lo susti masse no tu hai ragione alle bielle anche perché così lei non ascolta, no? Come Sandra e Raimondo in davanti nobile per il suo compagno numero 4 Giraldo che va a peste frucciarsi con Tun dal Pradamang chissà se si dice peste frucciarsi, magari domani Carli Pup mi dice non si dice peste, mandi Carli, salutiamo anche Carli Pup che magari non sta ascoltando di Gnuf le balle per l'una pessi dal Pradamang al mese dal camp che non la nuce fa, al butta le balle a casaccio tal miece Pinat però con un po' di fortuna arriva a buttare e con il numero 3 di minuto la entrainare al tiro però subite Cancelli gli ha chiappato le balle e quindi una grande difesa. Devi dire che il Martignà ha vinto anche in difesa un po' col Pradamang sì sono d'accordo con te hanno rischiato noi si sono schierati sempre un volo facile come al Faraoni un dei migliori in campo onestamente sì alla Corut per noi e ha fatto anche fa l'espulsione a Kovacevska sì come alla venuto Drenti un altro giocatore un altro ponte sicuramente ma vediamo anche le altre ponte e va subito a posizionarsi di fatto a mettersi dal centro del camp e alle il numero 16 che è Morandini se non sbagli Morandini che è entrato al campo al posto di Faraoni e come vediamo le prime azioni
le balle in denant proprio per Morandini che là di là di Bessol contro Tami calven furdare di rigore e Calcini in qualche maniera di buttare via il ballone e il portiere si salve. Insomma, Morandini che come vedi salverà le stesse ande di Faraoni. Certamente una biele azione tra Padovano, il numero 7 e Morandini, però Tami è stato un evore attento, un po' alla Zema, il portiere di fa un po' che il Libar anche, no? Che è dura, no? Infatti le squadre di Zema chiappa sempre in gol perché il portiere si chiama sempre di Bessol, quindi sul Furzuk. Vedi come che va in di lungo le falli in attacco di Tonizzo. Anche falloso, sì. Sì. Allora vedi come le Serenissima di Pradaman, noi è di fatto cire di attaccare. Sì, però lui ha un Tonizzo dal Zoc di Codroip, che hanno le proprietà della stessa. Dunque, vedi come un po' le partite stanno un po' così in stra che l'una pessi vedi al fas di Bessol, al piar le balle, non sa ce fa di lui e infatti l'arbitro dice, insomma, è stato voi di ve, no, come va bene un po', ma dopo tutto tu stai anche sbagliando tutto. Inizio in Simberdè di Bessol sul ballone, e le dai in daur per Zucchiati al Viot, sì, se Padovano alle Libar, al chiappe le balle, le gire, anzi al di Bessol, all'entrenare, Padovano il numero 7 dall'Unione di Martignana all'entrenare di Bessol, le mette al Miez, pa difesa dal Pradaman che pare un pel, non chiappa gol e niente di fatto. Di nuovo le balle per Pinat che va in attacco per Tanda che riguarda del Zotto invece non arriva a chiappare le balle, di nuovo per K per Padovano K e per il New Entrat in questo momento Morandini per Padovano e Morandini e stanno giocando le balle di Bessoi, le difese dal Pradaman se di un minuto che Marti non arrivino a Savece fa in qualche maniera arrivino a buttare via e l'una pessa venga da Uneman per buttare l'unghia ma del Zotto non gliele fa, se l'entra dopo ma non si arriva a capire in qualche maniera. Intanto il portiere Gritti si imberdea per un pel che non fa sfagola del Zotto senza sapere tra l'altri. Pinat intanto con un po' di fortuna arriva dalle balle all'una Pessi 1-2 con Pinat di New per del Zotto sta per entrare in area in daur per l'una Pessi, finisce che fa l'una Pessi, le gire tutte di chiatre bande, Biel colp e gran gol dal giocatore numero 2 Gardelli che l'ha segnato quando si è arrivato a 30 minuti dal secondo tempo, il gol de bandiere come si dice pal Pradaman, ma su una distrazione secondo me sì, dal difensore di Ciampe, dal Martignac alla Lassad Gardelli che ha le balle di pet, stoppale, entra in area e batti Gritti che non ha nessuna colpa. Avonde regalat che il gol chi alla biele azione dal difensore Gardelli, biel tir regalat perché ha regalato fuori di posizione Dri e aveva lasciato vuoi di tutte le zone dal campo, sta Bulo Gardelli a infilarsi drinti e con un sombrero quasi di svol all'arrivata a Batti Gritti. Vediamo come sulle onde dell'entusiasmo le Serenissime di Pradaman arriva a fare gli ultimi minuti di Buride per Ciri di Viodi se si arriva a partacchiare un pareggio che sarebbe insperato tra l'altro ma che salvesse di risultati sarebbe anche un po' perché l'Unione di Martignano deve dire che dall'ultimo 10 minuti è un po' calato soprattutto dopo che sono il Susfur Davide Paride Fabio e Faraoni Tonizio e Morandini con tutto il rispetto non sono sammeazza all'altezza dai titolars fin come vediamo intanto Padovano il numero 7 in attacco dal Martignà e però ha chiappato un brutto fall di Felsel Mubarak che è entrato il fradi tra l'altro di Felsel Moro numero 6 è entrato Felsel Mubarak numero Cotuaris che ha fatto fall sul Padovano il numero 7 dall'Unione Martignà dunque fall civilat dall'arbitro che come sta per far batti le punizioni di Zucchiati il numero voto dal Martignac le sulle balle Zucchiati che lei alle tre quarts dal Chiamp dal Pradaman probabilmente vince che il Fasaras al butta le balle tal Miez tira di Lino Crow perché sono 45 metri da parte intanto al tiro Zucchiati alle metà a destra per il suo compagno Morandini ma non le chiappe Morandini però ha un po' di fortuna con un rimbalza al chiappe le balle il batte al Miez le tira per un pelo arriva e gran gol di Padovano che Doppletto. di tapping di fatto al butte il ballone in parte dopo che Tami aveva Ciru di Lassot
a Morandini, era arrivato quasi agli avai spiali da parte, le balle ha girato quasi sulle rie di parte e non si sapeva se l'aveva dentro Fur, è arrivato su quell'altro pal Padovano che prima che le di Fur le ha buttate dentro di Tapin. Luna Pesci in attacco per Pradaman al Cole, però le balle resta lì al Cirri in qualche maniera di buttare le dà al numero 3 di Minuto che le mette al Miez e al segna un gran gol di Minuto se non sbagli, no? O qui al segnato, scusa, a girare via Arzita, Pinata l'ha segnato. E quindi dal giro di veramente un minuto le partite si è voltate e si pensava dal 2-2 dal Pradaman, in realtà l'ha dato in vantaggio 30 secondi fa dal signor del Zotto l'ha dato in vantaggio 30 secondi fa sul 3-1 con Padovano e l'Union Martignà, e 30 secondi dopo con un'altra azione di quattro bande è arrivata a segnare il secondo gol il Pradaman, per cui ho sin 3-2 stet con no per che gli ultimi 3-4 minuti che saranno veramente di fuc dopo che le partite ha avuto per un tucut una parte così di stracche. Intanto Indenan Morandini Pallone Martinelli torna a girarsi in area, non lo ferming al giro per Padovano che al tiro una bordate per in parte plen spiali da parte, Matami si è dimostrato attento anche se non era difficile, ma era forte le balle, e Padovano veramente al di là di non stava in disint Fabio e Faraoni, ma veramente io penso che Padovano al 6 di stato l'MVP come che si dice al basket delle partite. La segna 2 gol poteva segnare il Come belle partite come perché si sono slunghiati di squadre, sono più spazi tal spazi tutti due. Seguendo intanto Gardelli pal Pradaman che sta per entrare in area e probabilmente non credo che l'arbitro dal de rigore, ma punizione appena furdeare a drette de parte a ciampe de parte rispetto alle parte di Gritti, il portiere dal Martignà, e tutte le int come si sta un po' schialdante perché qui che fa il tifo per Pradaman, qui per ovviamente Martignà, e beh insomma manchi in 3 minuti ma le partite si è sveate e chi sta punizione sta per battere Luna Pesci dall'altezza, insomma, da furare sulle spicce proprio da crosere de aree a drette dal Chiampa a Ciampe da parte rispetto alle porte di Gritti, e vedete che farà Luna Pesci che voi non le segnate in giornata, però sul secondo gol dal Pradaman mi pare che l'ha mettuto un po' la fa partire lui l'azione di Catebande. Vediamo intanto lui e il numero 3 di Minuto che dopo le entrate alla metà del chiaffa del Zotto, e il tir di Luna Pesci sul Fens Mubarak che però ha chiappato le balle un po' ciavatate, le balle là de Fur, meno male per Martignà perché sarebbe state veramente una beffe ribaltate il purcito sulle bre, si dice sulla bre prima chiamò di fare la schiaipule come si dice a parlare di Pucinie di me bandis Union Martignà, che io penso che si siede era insicuro di vincere la partita in Massadore. Sì, forse dopo anche quei cambi di pari di Fabio e Sorredut di Faraoni, allora è sicuro veramente di mettere in campo un minuto alla fine dai regolamentari. Intanto le balle di Newfall Pradaman come si torna a giocare a balle alte e quasi di pet, anzi di pet il numero coutuar di Sfelsel Mubarak che cadi poco fa l'ha rischiato anche di fare il 3-3 al torneo dagli Partami che le butta su e le torna dai suoi compagni del Zotto. Vinci arriva a stoppare in maniera non di fa quindi due giocatori, però l'arbitro al segna una punizione sulle 3/4 dal camp dal Martignà, che però è già stata battuta dal Pradaman per quanto riguarda di minuto noi si fa stiapare il ballone e le balle e va fuori rimesse pal Pradaman quando si arriva al 45esimo e manchi praticamente dopo il recupero, ma il Pradaman non molle, venisse a pareggiare di minuto le mette Talmiec, l'Union Martignale butta fuori anche le balle per Padovano che di Bessola al cer di partale fur quindi il giocatore numero 4 dal Marti dal Pradaman che però al Fasfal, e però invece noi è vero non è all'era Tonizio scusate no Padovano alla Sumila
sivilata Tonizzo il falle. Il blocco dal ballone, gli ha suvilate. E tutte le balle come di New al Pradaman, quando si arriva ormai oltre il tempo regolamentare, come si smette di capire quando l'arbitro al civilerale fin, l'una pessi a 5 metri passate le metacchiambe le butta su, mal buttate, però buttate mal, che il ballon chi l'ennesime balle buttate mal di Luna Pessi, che come come va in quintripit l'Union di Martignac col numero 16 Morandini quintritami e Morandini lo scarte, signori, 4-2, partite finute e l'Union Martignac segna il quarto gol di quintripit cost to cost di Bessol, allora un 1-1 che si vede domet al basket, il portiere quintri l'attaccante lo ha scribiciato. Schiribizzato di Morandini 4-2 la partita si spiete dome la subire dall'arbitro. Anche Claudio Rinaldi va via, le Arin sul Messaggero Veneto di domani cerca da pensare di che partita chi. Partita finita, si pensava di battere il Porzio sulle Bra, invece 4-2. Però sommava che la Serenissima poteva avere qualche possibilità di pareggiare, anche perché delle un par di minuti che dopo il gol dal 3-2 a essere in fase di una vuole spese dei bandis di Gritti, lui di fa Martignac siale di Newf l'incontri. Vedi in cappa come c'è calfa, salten le balle o salcir in qualche maniera di farla sui suoi no e cirin di giù assale le giù in maniere tranquille con Dri che da poi alle data al Miec al chiappa anche una pacca il compagno di Drino Marquati Giraldo che ha una punizione ormai di fin partite dal Mies dal camp giusto per tirare un po' di flat e cade i post minuti se la randucci veramente facile doce e quindi si giù lì tra Dri e Giraldo. Dri non sa qui dalle balle, le dà in bande al suo compagno che però le piarte come di New in attack il Pradaman per Nomo là con Gardelli Talmiec Massa Lunghe per Luna Pessio Crot se non sbagli Luna Pessi al Ciri in campo arriva con un col di tac però le balle va di Newf a K che gli alle gire al numero 2 Marchese che però sbaglia le balle per Gerli Talmiec per Pinat al Ciri di lato al centri però le piarta aveva voglia di tirare una volta arrivata al Mies dal campo di tre bande Gardelli al tornati a palle balle e Felsel Mubarak le gire per Gerli di Newf Gerli però le piarta in maniere proprio sbagliate con Tonizzo che le data al Mies per Morandini che al Cirive di fa affrontare Felsel Mubarak che però gli dava il ballone e le torna a partare in denant passo squadre Gerli con calme quintri due le dà a Luna Pessi al fas un schiribic gliele butta tal Miec ma noi è di fatto perché Marchese al chiappa le balle gliele dà a K di nuovo per Zucchiatti le gira tal Miec per Giraldo di catre bande per Nobile al Viotta ce fa gliele giù lì a Zucchiatti come ormai le partite quasi finute si spette nome le civilate dall'arbitri Zucchiatti vidin c'è che fa al parte in il ballone gliele dà di nuovo fa Nobile alle a drette dal campo al torneo in daura al ten le balle al Cir di giù un po' col suo difensore e il difensore al Cir di partire alle vie Nobile al torneo sotto Mubarak Felsel invece alle chiave quindi le balle per Del Zotto noi è di fa Del Zotto sale parte fur ma non le più tempo perché l'arbitro al civile le fin al stadio comunale di Via Ermacora di Pradaman per quanto riguarda l'anticipo delle prime categorie Giron B del campionato di ballon dai dilettanze l'Union Martignac l'ha vinta 4-2 quindi le local squadre da Serenissima di Pradaman. A me non mi resta che ringraziare tutti per ascolto, ringraziare prima di tutto Francesco Tonizzo, usvigi che questa registrazione, questa diretta potete sentire anche e vi delle in video sul sito Tonizzo. Sì, fvgsportchannel.com fvgsportchannel.com dove appunto sarà il link per poter vedere. Io ringrazio Andrea Tomasin per aver dato le possibilità. Enrico, prima di finire, Flambro San Giorgine sono sul 0-1 alla segnale Bidozza. E quindi le Inter che stanno via no, chi dal camp di Pradaman ringrazio appunto Andrea Tomasin per le regie chi in dirette dal camp di Pradaman e intanto il nostro amico Roberto Zanetti continua a salutarci in maniere graziose come che si dice. Grazie a Francesco Tonizzo veramente alla prossima. Ringrazio l'Arlef per progetti radioattive io ringrazio anche Alberto per l'immagini Alberto Tonizzo per le immagini che l'ha fatta veramente importanti se che vi ho dare sul sito
di fvgsportchannel.com. Io disares che per tanto riguarda queste partite alle tutte, il progetto relativo al Vaindenante, sempre su Radio Onde Furlane e per c'è di no, vedarins, poi anche sparnicialo. Grazie e mandi a tutti. Tu sei secco di bianconeri, 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 bianconeri. Programma dal progetto Radio Assise, fatto col contributo delle agenzie regionali Pelenghe Furlane.